Con il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, cosa significa per il comune una novità di questo tipo, nel senso la possibilità di offrire una formazione completa dall'infanzia al diploma? Credo non sia una novità solo per il comune, ma per l'intero territorio, perché il collegio Balbi Valier guarda comunque non solo agli studenti di Pieve di Soligo, ma a quelli di un comparto ben più ampio. Una notizia bellissima perché in questo periodo di difficoltà è doveroso pensare alla formazione. Abbiamo sentito in questi mesi parlare tanto di scuola, ma non dare delle soluzioni e soprattutto non dare una prospettiva. Il collegio Balbi Valier con i suoi professori, con la sua classe dirigente ha deciso di guardare al futuro, quindi questa idea è salutata con un grande entusiasmo e con il sostegno di tutta l'amministrazione di Pieve di Soligo. Con il direttore generale Stefano Uliana, questa è una sfida che per il Collegio Balbi è molto importante perché vuole diventare quasi una proposta che vada a inserirsi ancora di più all'interno del tessuto territoriale che ci circonda oggi. Sì, certo, si tratta proprio di una sfida e credo che i nostri ragazzi e i nostri giovani abbiano bisogno di sapere e sentire che chi li accompagna nel loro percorso formativo crede in loro, investe su di loro ed è disposto a fare con loro un cammino di crescita, di formazione professionale e lavorativa, non risparmiando energie e non risparmiandosi perché davvero possa essere una scuola e possa essere un tempo, questo per i giovani, vissuto in pienezza e con una prospettiva buona per il loro futuro. Anche la questione del digitale è un punto cardine del nuovo insegnamento e va a normalizzare quello che fino adesso è quasi stata una cosa che ha creato disguidi più che aiuto. Ciò che non si conosce crea sempre disguidi. Siamo nel 2020, gli strumenti tecnologici li conosciamo, il pensiero digitale no. Credo sia importante in questo momento provare anche a metterci in campo e in gioco per davvero costruire quello schermo e quelle caratteristiche e quelle competenze perché i ragazzi non siano succubi del mondo di domani ma siano protagonisti. Con Cinzia Granzotto, quanto importante è questa novità per il Collegio Balbi, dato che ormai da 90 anni è cardine nella formazione dei giovani? È sicuramente fondamentale questa novità perché si inserisce in un percorso di continuità del collegio. Il collegio appunto storicamente ha proposto una scuola superiore e quindi noi ci immergiamo nella continuità, una continuità che vogliamo riattualizzare secondo appunto le coordinate del presente e del futuro. Ecco, quindi in questo senso si colloca questa nuova proposta. Sicuramente i punti cardine sono la sinergia con le aziende, quindi con aziende del territorio anche turistiche, vista anche la recente nomina patrimonio dell'UNESCO, la digitalizzazione, quindi saper padroneggiare la tecnologia, questi sono sicuramente i nostri punti cardine.